Continua il presidio dei lavoratori dell'ArcelorMittal di Legnaro, che in mattinata hanno ricevuto la visita della segretaria nazionale della FIOM CGIL, Francesca Redavid. 18 settimane di ammortizzatori sociali per i 29 lavoratori del sito di Legnaro, tra cassa integrazione per Covid-19 e cassa integrazione ordinaria, che li porteranno a rimanere fermi fino ad ottobre. I presidi all'esterno dell'azienda erano iniziati lo scorso 25 marzo in pieno lockdown, una situazione critica, quella dello stabilimento di Legnaro, che dal settembre 2019 è stato acquisito dalla multinazionale che gestisce anche l'impianto dell'ex Silva di Taranto. Da quel momento sono completamente cessati i rapporti diretti con i clienti. Il suo destino è strettamente collegato. Legnaro è impossibile pensare Legnaro fuori dall'ex Silva ed è impossibile per l'ex Silva rinunciare a un punto strategico come questo. Siamo dentro una condizione per cui noi non sappiamo quello che sta avvenendo, perché i tavoli che il governo sta facendo con l'azienda, con Invitalia sugli assetti proprietari sul piano industriale vede totalmente tagliato fuori il sindacato. L'azienda ha approcciato questi tavoli mettendo i lavoratori in cassa integrazione ancora prima del Covid e quindi non rispettando il piano industriale né gli accordi contrattuali che erano stati fatti e creando una condizione di pressione. La produzione nelle scorse settimane era stata bloccata dopo un tavolo tra sindacati e proprietà che non intendeva riprendere le attività lavorative dei dipendenti. Al momento sono solo 2 i lavoratori impegnati per non fermare del tutto l'impianto, che altrimenti verrebbe compromesso. Sicuramente la questione Covid ha accentuato la situazione, inaccettabile che i lavoratori e il sindacato verranno chiamati alla fine per discutere i problemi che ci saranno, ma non nell'essere coinvolti in questa fase e far vivere le persone nell'incertezza.